Ogni religione afferma che il suo Dio è il vero Dio e anche noi cristiani affermiamo che il nostro Dio è l'unico Dio, il solo Dio e che non ce n'è un altro all'infuori di Lui. Ma come possiamo confermare queste nostre parole? È molto semplice. Quando un pittore fa un quadro, una volta concluso la sua opera, pone la sua firma per affermare e dichiarare che è stato lui a fare quel quadro, soprattutto se il quadro è bello. Allo stesso modo Dio ha lasciato nella creazione la sua firma. Noi cristiani affermiamo che il nostro Dio è il vero Dio perché solo il cristianesimo predica la Trinità, un solo Dio in 3 persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. E se noi analizziamo la creazione da un punto generale, vediamo 3 in 1 in tutte le cose. Prendo come esempio il Sole. Il Sole è uno solo, eppure ci fornisce 3 cose: luce, calore ed energia. Se prendiamo come esempio lo stato base della materia, troviamo che è solido, liquido e gassoso, 3 in 1. Se prendiamo come esempio lo spazio, vediamo che si misura in 3 cose: lunghezza, larghezza e profondità. E anche in un semplice uovo troviamo che una volta rotto c'è tuorlo, albume e la crosta. Noi troviamo 3 in 1 in tutte le cose. Siccome Dio è il creatore di tutte le cose, Lui ha lasciato la sua firma nella creazione per affermare che è stato Lui a creare tutte le cose. Il Salmo 19 dice nel primo versetto che i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Quando noi guardiamo la bellezza dell'universo, della terra e di tutte le cose, è impossibile dire che è stato il caso. C'è un autore dietro tutte queste cose. Quando noi guardiamo la perfezione di tutto, capiamo che non è un'opera casuale, che è stato qualcuno a creare tutte le cose. Dio ha posto ogni stella nel proprio luogo e la Bibbia dice che Dio chiama ognuna di esse per il proprio nome. Dio conosce ogni stella per il proprio nome. Quindi, basandoci su queste cose, noi possiamo dichiarare con certezza che il nostro Dio è il solo e vero unico Dio. Un solo Dio in 3 persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. E Dio dà prova di questo perché ha posto la sua firma nella creazione.